Oggi vi dirò come faccio il mio Danubio di farina 00, 100 g di parmigiano e pecorino e pepe mischiato, 30 g di zucchero, 25 g di sale. Inizio a mescolare. Metto un buchino al centro, ci metto le 3 uova e 100 g di olio. Aggiungo mezzo litro circa d'acqua e 15 g di lievito fresco. Con le mani inizio a mescolare tutto il composto. Tutto il composto ha preso forma, lo togliete dalla ciotola e ve lo mettete su una spianatoia e continuate a lavorarlo a mano. Ecco qua, dovete formare una bella pallina così e la lavorate per 5-6 minuti. Ecco qui, dovrà lievitare almeno per un paio di ore, magari nel forno con la luce accesa, senza temperatura ovviamente. Ecco qua, è pronto. Adesso formiamo delle piccole palline. Ogni pallina un po' di prosciutto cotto e un po' di formaggio, quelli che vi fa piacere a voi, Io ci ho messo le scaglie di parmigiano. Ecco qua. Le ho spennellate con un po' di uovo, un po' di tuorlo d'uovo, e adesso in forno per 45 minuti a 175 gradi. Il Danubio, ragazzi, una storia d'amore fra un pasticcere napoletano e una donna austriaca. Ragazzi, che bontà!